Dottor Borrelli, una mediazione di peso la sua. Sì, era l'unica soluzione per trovare la quadra su questa situazione che dura da molto tempo, da diversi anni. Si tratta di dover riprendere in mano la questione, analizzare le diverse problematiche e capire come completare gli interventi, contemperare quelle che sono le esigenze dei comuni che sono a valle del tagliamento come quelli che sono a monte. Quindi immaginiamo di costituire un gruppo di lavoro tecnico che vada a individuare le soluzioni tecniche per governare quella che può essere un'onda di piena rilevante. Quale iniziative metterete subito in campo? Ma a me pare che il capo del Dipartimento di Protezione Civile Borrelli abbia tratto la sintesi. Il tagliamento è un problema, c'è un profilo di rischio, qui non è un problema di dividere i comuni che stanno nel basso tagliamento da quelli del medio, una regione rispetto all'altra, bisogna trovare una sintesi rispetto alle quelle che sono le opere oggi individuate che a giudizio di qualcuno non garantiscono questa sicurezza. Quindi credo che la sintesi sia quella di ridefinire puntualmente tutti gli aspetti delle opere necessarie per poi partire oggettivamente a realizzarle. Assessore Scocimarro, oggi dal capo della Protezione Civile un'importante proposta di mediazione. Certo, il capo dipartimento Borrelli ha fatto una proposta sensata che va nel senso di quello che pensavamo fare, cioè il piano stralcio del 2000 che prevedeva appunto la sicurezza idraulica e tagliamento è superato più di 18 anni, bisogna fare un accordo che veda condivisa la posizione dei sindaci dell'alto, del medio e basso tagliamento e quindi intervenire con delle opere a nord e contemporaneamente iniziare da subito, ma i fondi sono già stati stanziati e quindi i progetti inizieranno fra breve, anche messa in sicurezza la parte a valle. La priorità sono le vite umane e quindi magari qualche albero in più lo potremo anche tagliare senza rischiare di finire in galera. È importante che poi non si ripeta il disastro che è stato fatto nel 66 della piana del fiume e visto che non più tardi di 2 giorni fa correva l'anniversario della strage del Vajont, ecco, ricordare che nel passato la sicurezza idraulica va fatto passi da gigante, quindi bisogna assolutamente che neppure una vita umana venga messa a rischio. Importante la collaborazione con la Regione Veneto anche. Sì, con il collega del Veneto ci siamo visti, ci sentiamo, nonostante in 4 mesi siamo insediati e sono pochi, però ci siamo già visti un paio di volte perché appunto quello che si fa sulla destra tagliamento non deve essere ignorato dalla sinistra e viceversa, e quindi massima collaborazione con la Regione Veneto.